cambiare. La città si è avvicinato ai progetti del Movimento 5 Stelle, adesso tocca a noi lavorare per poterli attuare. Ed è una risposta a un'amministrazione monocolore che si è sostenuta per molti anni e che non ha dato delle risposte, le risposte che si aspettavano i gelesi. Quindi diciamo che è una volontà di cambiamento, non vorrei porla su una sconfitta di qualcuno o di un altro, ma una volontà di avere un'amministrazione che si raffronti, si dialoghi con la città, cosa che negli ultimi anni in realtà non è avvenuta. È una nuova presa di coscienza. Io la cosa che mi ha più inorgoglito in queste settimane è vedere che molti giovani che normalmente sono distanti dalla politica, che erano invece gli attori più attivi, coloro che praticamente mi hanno sostenuto di più e che mi hanno dato la forza per andare avanti. Quindi vuol dire che finalmente vi è una coscienza che la politica è qualcosa di importante che gestisce la nostra vita, dai servizi fondamentali alla programmazione di un territorio. Se potete spostare i motorini da qua davanti e li mettete magari da questo lato. Ma è pure chiaro che se ci sono delle anomalie non le faremo presenti all'autorità competente. Come immagina il primo incontro istituzionale fra il sindaco di Gela e il presidente della regione? Cioè, proviamo a immaginarlo, come sarà? Non è un problema che mi pongo adesso, io credo che come ho fatto fino adesso io parlo con tutti, il Movimento 5 Stelle dialoga con tutti per poter portare avanti le istanze di un territorio, quindi io credo di avere un rapporto civile come l'ho sempre avuto con tutti. Io non ho mai avuto dei nemici ma degli avversari politici ed è per questo che io ho parlato con tutti ed è per questo che io stringo le mani a tutti, mi faccio le foto con tutti, per il semplice fatto che in modo trasparente alla luce del sole i rapporti devono essere evidenziati e se noi dobbiamo migliorare questa città lo dobbiamo fare con tutti i cittadini, tutti. Messinese, cosa si sente di dire tanti operai ENI che attendono anche risposte? Ma noi affronteremo il problema del protocollo, l'ho detto, perché dobbiamo chiarire tutta una serie di punti. Noi siamo stati molto critici su questo protocollo e noi andremo al Ministero a sottolineare e avere delle delucidazioni che comunque renderemo in ogni caso partecipi la popolazione. Domenico Messinese, ma se ti avessero detto qualche settimana addietro che avresti vinto, se avessi stato il sindaco di Gela, ci avresti creduto? Ma io ci credevo quando mi sono candidato, perché quando faccio le cose le faccio perché sono convinto di quello che faccio, non lo faccio perché perché ci provo, nel senso che praticamente forse può sembrare presuntuoso, ma è chiaro che abbiamo lavorato per arrivare a questo risultato oggi e soprattutto per poter realizzare una Gela migliore nei prossimi 5 anni. In termini calcistici si dice che per chi ha subito in questa cosa Fasulo è una scoppola tremenda. Non era questo l'obiettivo era quello di dare un'amministrazione diversa, perché sulla vecchia amministrazione abbiamo delle critiche che comunque non sono importanti adesso, perché la cosa importante è quello di poter nuovamente rilanciare l'economia locale, rilanciare tutta una serie di attività all'interno del comune che in questi anni secondo noi sono stati carenti. È la città che ultimamente era stata esclusa da molte decisioni della propria vita economica e sociale e la città ha deciso di ritornare a essere protagonista della propria città. Ci sarà alla fine questo apparentamento con il nuovo centrodestra? Noi non abbiamo mai fatto apparentamento con nessuno, abbiamo gli assessori designati da tempo, siamo stati molto chiari fin dall'inizio, l'apparentamento sulle schede non c'erano. È chiaro che però come Movimento 5 Stelle, come squadra che deve amministrare Gela, io parlo con tutti i cittadini, tutti i cittadini. Vi siete sentiti con Grillo? No, non mi sono sentito con Grillo, ma il problema non è Grillo, perché a Gela deve amministrarla Domenico Messinese insieme ai vari assessori, ovvero sia l'ingegnere siciliano, l'architetto Salinitro, il dottore Fabrizio Nardo, la dottoressa Chetti Damanti, l'ingegnere Nuccio Di Paola e il nostro Pietro Lorefice. I partiti autoreferenziali forse si sono troppo allontanati dalla vita reale dei cittadini e forse è questo che bisogna analizzare, perché la politica, la buona politica è dare risposte alla collettività, non tutelare dei diritti di casta o di classe. Questa è la vittoria del Movimento 5 Stelle o la sconfitta di Crocetta? Questa è la vittoria della città di Gela. Bravo!
Gli ha dato un saluto e un augurio di buon lavoro, augurandosi che possa determinarsi una svolta con questa tua elezione. Tu cosa dici? Ti auguro buon lavoro pure a lui per la sua vita professionale. Grande Domenico! Grande! Ora con Messinese. Consumate semmo. Siete stati fantastici, avete dimostrato che Gela è un popolo grande, è un popolo che decide del proprio destino. Oggi era un giorno importante, noi con la matita abbiamo segnato una pagina di storia, convinto delle responsabilità che ci sono e del lavoro che c'è da fare. Gela avrà un rapporto diverso, un modo di condividere le scelte della città. Ognuno di noi interpreterà la politica nel modo in cui gli antichi greci la condividevano con gli altri. Siamo noi che dobbiamo gestire la città. Il governo, la politica di una città non è chiedere un favore, ma pretendere i diritti di ognuno di noi. Una città che non sia di Domenico Messinese o del Movimento 5 Stelle, ma una città dei gelesi, una grande città. Però non vi permettete di lasciarmi solo, non lo fate. Questa sera è un cammino iniziato l'anno scorso, insieme a voi, quando eravamo col boccione delle idee sotto la tenda. Era un gruppetto di persone che sembravamo quasi dei pazzi. Siamo entrati in mezzo a voi, ci avete accolto, ci aprivate le vostre case, ci risedevate, ci davate l'acqua, abbiamo condiviso emozioni, esperienze, tante facce di questa Gela. Tante. Il lavoro inizia da adesso, da subito, inizia per tutti, perché Gela ha bisogno di cambiare andamento, dobbiamo ricominciare a crescere, dobbiamo diventare nuovamente una grande e importante città, dobbiamo diventare nuovamente il centro del mondo.